Amici bellini, buongiorno. Giornata campale per me, anche a livello personale ieri. E quindi perdonate il ritardo, ci sentiamo in serale, ma non volevo comunque farvi mancare un contributo. E ci sono tre argomenti che volevo sviluppare anche velocemente. Insomma, il fatto che c'è un po' di ansietta in città per le visite di De Bruyne, poi svilupperemo quando sarà il caso. La questione Inter, che apre un discorso più generale, e la ricolleghiamo ad Acerbi e alla nazionale, perché nel frattempo ci sarebbe una partita di nazionale. Cominciamo. Allora, mancava lo sponsor. Benvenuti, bentornati. Fulvio Varriale, benvenuto sul canale, scaldiamo la voce e parliamo un pochino di tutte queste cose. Se vi va, vi chiedo senza proprio problemi, cliccate sul tasto mi piace, che aiutate sempre il movimento algoritmico del canale. Allora, la prima cosa, la questione De Bruyne. No, secondo me, questione De Bruyne, spostiamo più in là. Volevo parlare da un discorso generale perché è quello che mi interessa di più, la mazzata presa dall'Inter. Poi insomma porta alle riflessioni su Inzaghi e avrebbe portato in generale, le riflessioni su Inzaghi si sarebbero fatte comunque a prescindere, perché anche vincendo la Champions magari uno si poteva sentire a fine ciclo. Tu puoi lasciare vincendo o puoi lasciare per grande perché non ne hai più, oppure puoi lasciare per grande delusione, e la riflessione poi si estende dall'allenatore a tutta la rosa, perché è una rosa, come sappiamo, un po' si è spesa, non voglio dire vecchia perché anche la nostra ha la stessa età media, quindi dobbiamo ringiovanire anche noi. Se partiamo, stiamo bilanciando se è vero Marianucci ed è vero anche De Bruyne, vedi come tutto si può ricollegare. Però il discorso è semplice, partiamo, sono molto emozionato perché ci troviamo di fronte a una situazione l'anno prossimo dove non dico, perché non riesco a dirlo, che il Napoli parte favorito, perché mai nella vita siamo abituati, il Napoli parte favorito per il campionato, mai. Però, analizzando in maniera abbastanza fredda, andando in ordine, l'Inter, ok, è una squadra che deve sicuramente ritrovarsi, hanno secondo me l'opportunità del mondiale per club per riprendersi un attimo, perché la mazzata è troppo pesante. Tu puoi fare un campionato dove magari te la giochi fino alla fine su tutti i fronti, perdi, però tu dici abbiamo dato il massimo, ci abbiamo provato e il calcio va così. E invece quando perdi 5-0 e il racconto generale, io ho rivisto insomma gli highlights, adesso l'ho potuti vedere, insomma schiacciati, dominatissimi sotto tutti i punti di vista. Poi c'è il modo in cui loro battono il calcio d'inizio, una cosa straordinaria. Ma insomma è troppo pesante per una squadra che insomma quasi non ci ha provato, si è lasciata cadere sotto i colpi del PSG, che ha strameritato, e è la sconfitta più pesante della storia di tutte le finali, non solo della Champions, di tutte le finali del mondo. Ed è una riflessione che bisogna fare: se salta Inzaghi perdono un altro punto di riferimento, un'altra certezza se vogliamo, e bisogna ricominciare con un progetto nuovo, andare poi sul mercato. Se si riprendono col mondiale per club è un conto, si possono dare una spinta e uno slancio per l'anno prossimo, però le vacanze, voglio dire, adesso questa è una cosa, è una novità assoluta. Cerchiamo di capire questo mondiale per club se ti porta energie positive perché tu vinci e su quella scia ti vai ad allenare, ma bisogna anche scaricare, bisogna staccare la spina, bisogna ricominciare con più energie. È veramente una cosa sovrumana il finire una stagione, poi ci sono le nazionali, poi subito il mondiale per club, è veramente assurdo. Quindi questa è la prima riflessione Inter. Seconda riflessione, facciamo tutte le strisciate. Il Milan, prendono Allegri, hanno sistemato, diciamo, la situazione, tra virgolette, sistemato la situazione societaria, perché almeno c'è una figura come quella di Tare. Allegri è bene o male una certezza per quello che riguarda le gestioni anche difficili, le gestioni di certi campioni. Si stanno ricostruendo, bisogna ricostruire, e quindi vediamo se, perché l'ultimo Allegri onestamente non è che aveva dato grandi garanzie né di gioco né di risultati, perché se niente gioco però ti porta ai risultati, ultimamente nemmeno i risultati.
E questo è il Milan. Poi c'è la Juve, dove regna assolutamente il caos totale. Perché l'allenatore 2025-2026 della Juventus sarà Antonio Conte! va bene che tu hai steccato l'allenatore che si è autobruciato, Motta, però hai anche tolto da mezzo Giuntoli, quindi sconfessando tutta l'idea del progetto. Se avessero avuto un pochino più di pazienza, non dico di mantenere Motta, ma di fargli finire il percorso, almeno mantieni Giuntoli e da lì continui a costruire, evidentemente non possono, non hanno la possibilità di aspettare, devono avere dei risultati subito, e adesso ancora si fanno vari nomi per quanto riguarda l'allenatore e non c'è certezza. Addirittura adesso stavo leggendo, qualcuno diceva proprio Simone Inzaghi potrebbe poi andare di là. Sono situazioni un po' strane, un po' fantasiose, e il no di Conte, sebbene faccia male agli juventini, lo capisco, però quello era sempre un allenatore che era sotto contratto e che con delle condizioni favorevoli non deve scegliere, non devi rifirmare, devi continuare semplicemente. Era sotto contratto, vi siete illusi voi e va bene. Però se prendi il no di Gasperini, che è un altro uomo Juve, che tra le due cose vado alla Juventus, che comunque è la mia storia, il mio tifo, è un punto di arrivo importante, oppure vado alla Roma, che anche si deve ricostruire e sappiamo ha dei paletti a livello di fair play finanziario importanti. Roma molto ambiziosa, quando si sbloccheranno queste cose hanno la possibilità di fare anche un grande mercato, nel frattempo però si devono riorganizzare, quindi il no di Gasperini secondo me è stato veramente pesante per la Juve, quindi caos totale, e queste sono le tre strisciate. Poi si deve andare a vedere le altre, cioè la Roma, che con Gasperini, l'idea generale, a Gasperini serve tempo, vediamo se loro avranno più pazienza. È un ambiente molto diverso rispetto a quello di Bergamo, Roma, con tutte le sue radio, con tutto il suo ambiente giornalistico, eccetera, eccetera. Non facile. Situazione della Lazio, io l'ho chiamata operazione sono nostalgici, sono nostalgici perché richiamano il Sarri, che vediamo se si saprà reinventare, perché il calcio di Sarri lui stesso si è dovuto sconfessare, non ha potuto portare avanti quel calcio lì che conosciamo noi di Sarri, con il dominio, il possesso, il tiki-taka di Sarri, non l'hanno potuto fare, e vediamo se Sarri avrà la forza di reinventarsi in un ambiente Lazio, anche quello non facile, assolutamente non facile, causa Lotito, onestamente non è facile. Poi ci sono quelle outsider, e cioè l'Atalanta, che anche adesso si dovrà trovare tutto, perché la Roma con Gasperini, l'Atalanta senza Gasperini, il Bologna, grande realtà, però comunque una realtà piccola che si deve confermare ogni volta, e poi la Fiorentina, anche lì caos, Palladino che se ne va, eccetera eccetera. Queste sono le squadre, le famose sorelle, sorellastre, le cugine. In questa situazione onestamente il Napoli ha un'occasione più unica che rara per aprire un ciclo, per imporsi a livello di potenza italiana. Se lo riesci a fare anche a livello europeo, tanto meglio. Non è facile, lo sappiamo, però hai un'occasione veramente unica di trasformare proprio il vuoto di potere, perché quando eravamo nell'epoca di Sarri comunque la Juventus era forte, era dominante, era potente diceva la sua. Adesso, se questa è la situazione, il Napoli ha il dovere proprio morale di spingere sull'acceleratore e di fare l'impossibile per occupare quel posto, e addirittura mettersi anche le strisciate alle spalle non sarebbe assolutamente male, E questo è un discorso. Questo discorso ovviamente passa per il discorso del mercato, perché noi siamo tutti entusiasti, siamo contentissimi del percorso che abbiamo fatto, che ci ha portato alla vittoria, però dentro di noi sappiamo dei limiti che questa rosa ha mostrato e dove si deve assolutamente intervenire, considerando tutte le competizioni e considerando che la rosa un po' va svecchiata, un po' va migliorata, bisogna aggiungere qualità. E quindi ci ritorniamo al discorso De Bruyne, perché con De Bruyne adesso c'è un pochino di paura, ha parlato il papà, vediamo, forse ci sono altre cose, le visite slitta, ma non è che io non credo che fossero fissate. Qualcuno aveva ipotizzato, fa le visite prima di andare in nazionale, così.
ma io penso, e richiamo le parole di Conte, ma non volete manco soffrire, nel senso che e stiamo pigliando De Bruyne, la volete pure subito, cioè senza aspettare neanche un attimo così. Calma, io qua chiedo calma, non riesco a essere quello là, mo salta, non ci riesco proprio, perché sarebbe una figura di merda internazionale, dopo che ti sei sbilanciato tantissimo. Si è sbilanciato ADL, si è sbilanciato Mana, ha detto siamo quasi addirittura d'arrivo, vuol dire che hai fatto il più. Poi le pagine sono tantissime, tutte le clausole, i diritti d'immagine, tutto quello che volete, ma si dovrà arrivare a una soluzione, perché altrimenti è veramente grave. Non perché perdi De Bruyne in se stesso, ma perché poi tutto questo entusiasmo generale tra ambiente e allenatore potrebbe prendere una brutta piega, perché dice saltate Kiss, mo saltano tutti gli altri a catena, non si fa più Gyökeres, non si fa più David, non si fa più tutti i nomi che adesso si è fatto addirittura il nome di Stones e tutta una serie di nomi che si sono fatti, che una volta fatto De Bruyne tu dici tutto è possibile. Se salta poi De Bruyne dice tutto è impossibile, possono saltare chiunque, e ci ritroviamo con Cajuste e Lindstrom. Questa è la situazione attuale, e quindi bisogna fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili vista la premessa. Dopodiché chiudo con una riflessione su Acerbi, perché Spalletti lo ha richiamato. Io non penso che, insomma, io credo che Spalletti si sia trovato il problema anche di Buongiorno, che è ancora infortunato o ha avuto una ricaduta, questo non lo posso sapere, ma dobbiamo andare a affrontare la Norvegia. Acerbi con Allan gliel'avevano proposto a Spalletti e fece un po' il sarcastico, dice no, noi andiamo avanti con il nostro progetto, con il nostro gruppo. L'ha richiamato, e io non l'avrei richiamato, ma gli hai dato la possibilità ad Acerbi di fare anche il tipo no, io non vengo, e rifiuta la chiamata. Poi qualcuno ha speculato, dice vabbè, ma quello perché mo sta depresso per la cosa, non se la sente così. No, Acerbi ha fatto un post dove ha spiegato per filo e per segno che è il rispetto, io pretendo il rispetto, perché se non faccio parte del gruppo pretendo il rispetto. Nenni, tu tieni 70 anni, chiariamoci, se un allenatore ti dà un'altra possibilità e tu hai modo di aiutare la tua nazionale anche venendo semplicemente in panchina, per me tu dovresti accettare e basta. Poi che tu vuoi fare il tipo se non faccio parte del tieni 70 anni, il progetto deve essere fondato su gente più giovane che sulla lunga può creare un gruppo eccetera eccetera. Non vuoi dare una mano, non vuoi partecipare alla spedizione per aiutarci per queste cose, sta bene, ma non ti atteggiare che tu sei il grandeur, che il rispetto, non mi avete portato rispetto eccetera eccetera. Devi stare molto calmo, perché secondo me hai fatto un finale di carriera anche da miracolato, e non fatemi andare avanti, perché va bene così. Va bene così, la palla non l'hai vista mai. Se ti devi attaccare a uno, a marcarlo e a provocarlo e a spingerlo e a innervosirlo, sì. Poi quando capitano degli attaccanti un po' più veloci che magari ti girano intorno, hai voglia di rincorrerli, e niente succede. Questo è quanto, non volevo aggiungere altro, una chiacchierata velocissima. Io direi di non preoccuparvi per la questione De Bruyne. Se avete dei like li potete lasciare, non ho fatto nemmeno le cose, ci spostiamo di qua, volevo fare addirittura col cellulare, ma penso che così è più gradevole, quindi perdonatemi sempre per le cose. Ricomincio da 3, devo fare le nuove maglie, adesso è il momento, quindi tenete d'occhio il Fruto.net. Gli amici bellini di Telegram già hanno tutta una serie di progetti e grazie infinite. Mi raccomando, Napoli, potrebbe essere un'annata pazzesca, puoi trasformarmi in un tutt'apposter, invece no, perché sarebbe con cognizioni di causa. Se io dico va tutto bene è perché veramente va tutto bene, e mi hai dimostrato che vuoi farlo, vuoi diventare la prima forza in Italia a prescindere. Sembra quasi che sai, poco. Allora, o puoi trasformarmi il più grande A16 mai esistito nella storia del calcio Napoli, perché se non approfitti quest'estate, quando approfitti?